Amici di Bella Sicilia, buongiorno a tutti da Capo d'Orlando. Oggi un giorno molto speciale. 100 anni della città e grande festa per coronare questo grande traguardo. No, chi sto bene? Non lo so, Daniele. Uno va, dato qua. E nel 1925 venne l'allora ministro su questa spiaggia con l'idrovolante per consegnare l'attestato appunto per questo grande momento, ed oggi viene replicato questo attimo. Un momento simbolico dopo 100 anni. Ritorna l'attestato di nascita di Capo d'Orlando. Ed ecco la pergamena in diretta, amici di Onda TV e Bella Sicilia. Ed ora tutti i dettagli saranno illustrati da Franco Perdichizzi. Si chiamava Giovanni Giuliati il ministro. Nel 1925, pensate un po', arrivò con l'idrovolante. Il nostro Daniele Consiglio lo sta impersonificando. Doveva partire con l'idroscalo, con l'idrovolante, ma purtroppo il tempo che vedete alle spalle non l'ha permesso. Ora tutti insieme possiamo accompagnarlo piano piano. Ministro, cammino un po' piano, va bene? Piano piano lo accompagniamo piano piano. Ecco, sindaco non c'entra niente perché allora non c'era il sindaco e neanche i vigili urbani c'erano, ma comunque oggi li seguiranno. Dai, lì, voi siete lì dove c'è il comune, andiamo. 100 anni, auguri, 100 anni Capo d'Orlando, 100 anni Capo d'Orlando nel 1925, ecco il ministro, lo vedete? Giuriati, che sta bellissimo, che sta appunto andando al vecchio municipio dove consegna l'altro contributivo. Andiamo nel vecchio municipio di Capo d'Orlando. Ed una giornata storica che sarà ricordata da queste immagini che tra 100 anni tutti coloro che naturalmente non saranno qui oggi avranno l'opportunità di vedere dopo 100 anni ciò che è stato rievocato in memoria di quel grande giorno. Era il 1925. Siamo in diretta su Bella Sicilia. Nel frattempo leggiamo tutti i vostri commenti, lasciateci i vostri pensieri, perché vedremo di leggere tutti i vostri commenti. Intanto salutiamo tutti coloro che si sono collegati al momento in diretta. Ed ecco qui ad attenderlo l'amministrazione comunale. Sono gemelli per caso?
Chiunque si fosse messo adesso in visione in diretta da Capodorlando, auguri Capodorlando, 100 anni di questa città. Però non ti avrei riconosciuto. Io non mi ricordo di Niente. No, ci siamo sentiti. Siamo senza microfono, bambini, se potete stare zitti un attimo. Giovanni che poi E tra poco la consegna, un altro momento dalle grandi emozioni. Lo ricordiamo, lui rappresenta l'allora ministro che nel 1925 portò appunto questo attestato per la nascita di Capodorlando, che non sarebbe più dipesa dalla città di Naso. Sì, se non ci sbrighiamo. veloci. Ciao, Come stai? bene tu? Dove trovate? La vedere la bandiera? E guardate, 100 anni 1925-2025. Ed oggi una giornata storica. È passato il momento di
palazzo all'angolo era il municipio di Capodorlando. Lui è il ministro Giovanni Giuliati, che ha portato l'atto costitutivo e l'ha consegnato a Ernesto Maccheri, che in questo momento però no, così, Ernesto Maccheri non può essere qui. Ecco lo suo sindaco Allora naturalmente non c'era da parte perché non era così. E ora il ministro Giuliati leggerà l'atto di costituzione del comune di Capodorlando. Ora verrà letto l'atto di costituzione del comune di Capodorlando. Emanuele III, per grazia di Dio e volontà della nazione ereditaria, il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato. Noi abbiamo sanzionato e comunicato quanto segue. La frazione di Capodorlando del comune di Naslo, col territorio descritto nell'articolo seguente, è costituito in comune autonomo col nome di Capodorlando. Purtroppo non vi è l'amplificazione, quindi tutti i dettagli saranno prossimamente approfonditi su Onda TV con le illustrazioni chiare e dettagliate. Dopodiché da lì, una volta che faremo questo, sarà il primo intervento, procederemo a ristrutturare andando a Piazza Autonomia, dove avremo la possibilità di mangiare un po' di dolce per presentare la spesa familiare della cosa e poi passare quindi io vi ringrazio per essere qui e concludo ancora una volta con il premio di Viva Capodorlando. E noi continueremo ad approfondire il tutto. Continuate a seguirci sulla pagina Facebook di Bella Sicilia.